Anoressia e bulimia purtroppo sono un fenomeno in crescita, ma ciò che preoccupa ancor di più è la sempre più giovane età di chi soffre di questi disturbi alimentari. Venerdì 8 e sabato 9 novembre Portogruaro ha ospitato il Forum Nazionale dove volano le farfalle. Proprio a Portogruaro l'azienda USL 10 Veneto Orientale vanta infatti un centro di riferimento regionale dedicato alla riabilitazione intensiva dei disturbi del comportamento alimentare e del peso. Noi abbiamo la fortuna di avere qui all'interno della nostra azienda, qui a Portogruaro, questo centro di eccellenza per la cura dei disturbi alimentari, e la Regione Friuli ci ha chiesto di poter seguire anche i loro ragazzi, per cui a livello tecnico la convenzione è già pronta, l'abbiamo già presentata al segretario regionale sanità del Veneto, a quello del Friuli, e adesso le due giunte regionali la approveranno. Il servizio, mediante l'impiego di un'equipe multidisciplinare, si occupa della valutazione e del trattamento ambulatoriale, del trattamento semiresidenziale e residenziale in comunità protetta, ospitando pazienti da tutta Italia. Il problema dei disturbi del comportamento alimentare è un problema epidemico tra i giovani e i giovanissimi. Noi sappiamo che in un'età fino a 25 anni 10 ragazze su 100 sviluppano un disturbo alimentare più o meno grave. È chiaro che all'interno di questo magma ci sono dei fenomeni gravissimi e dei fenomeni invece per fortuna meno gravi. Quello che arrivano nei centri per disturbi alimentari sono ovviamente le situazioni più gravi fra tutte queste. Vista la giovane età degli utenti, il centro ha anche predisposto un programma di sostegno alla scolarizzazione durante il ricovero in struttura. Un anno intensivo in cui ho provato sia la struttura residenziale sia il progetto appartamento, che ormai è diventato solido, e è servito molto a prendere coscienza sia del problema e sia di avere una conoscenza più profonda di me stessa. Da segnalare, tra l'altro, un'eccellenza di questo centro. Viene adottata una metodologia di trattamento riabilitativo originale che si chiama riabilitazione psiconutrizionale progressiva, la quale è una delle poche totalmente italiane, essendo stata creata proprio dall'equipe portogruarese. Noi in questi 10-12 anni di cure e di esperienza abbiamo creato un modello alla riabilitazione psiconutrizionale progressiva, che è sostanzialmente un modello riabilitativo innovativo che viene utilizzato nel nostro centro e che sostanzialmente prevede di non utilizzare l'alimentazione meccanica, ma di favorire un riequilibrio il più possibile spontaneo e supportato psicologicamente degli utenti che hanno disturbo alimentare.